Amici di Sportisili, buon pomeriggio. Ci siamo lasciati a pranzo con una sorpresa svelata e ci ritroviamo nel pomeriggio con una sorpresa fatta e finita. Ma prima della sorpresa hai visto con che energia Anthony ci ha dato il... Ringraziamo Anthony alla regia per questo pomeriggio, ritrovo il direttore Francesco Cammuca. Buon pomeriggio a tutti e anche a Marco Placente qui alle nostre spalle. Marco Placente alle nostre spalle, immancabile in questo ritiro, tutto il suo splendore. Protagonista, poco fa foto, autografi con Alessio Dionisi, ha convinto Alessio Dionisi a scavalcare questa ringhiera che vedete alle nostre spalle, super atletico, super performante il mister, straordinario. Non ha mancato l'appuntamento con i tifosi. Questo pomeriggio sono stati abbastanza numerosi, a differenza di ieri che comunque dato il maltempo ha creato qualche remora ai supporter rosanero. Sì, diciamo che tra il maltempo e il malgioco, se così possiamo dire, non è stato un grande pomeriggio, però umore tutto sommato positivo. La sensazione è che comunque i giocatori e anche lo stesso Dionisi vogliono comunque cercare di mantenere un buon clima al di fuori del rettangolo verde. Assolutamente sì, lo 0-1 contro il Rapper Will è stato messo da parte. Quest'oggi la squadra è tornata in campo per una doppia seduta mattutina e pomeridiana, tanto allenamento, tanti anche sorrisi. Tanti anche sorrisi, come d'altronde facciamo anche noi. Vedete passare sempre come di consueto staff, trattore, tutti ci mancherà quelli il trattore, tifosi, domani ultimo giorno di trattore. Insomma, succede di tutto a Livigno, ormai avete imparato a conoscersi. No, Paolini, il novello Paolini. Blitz, ma andiamo, insomma, passiamo oltre, passiamo alla fredda oltre. Cronaca. Andiamo a quello che è stato l'allenamento. Come hai visto il rosanero oggi? Allora, intanto oggi squadra divisa in due gruppi, prima hanno fatto il classico torello, poi si sono suddivisi in due tronconi, da una parte i difensori e alcuni centrocampisti, su tutti magari anche giocatori come Damiani che magari così servono in questo momento anche per provare delle situazioni anche senza palla a difesa schierata, dall'altra parte gli attaccanti e i trequartisti con situazioni di sviluppo di gioco sulle corsie laterali e poi prima la conclusione dal cross e poi una conclusione proveniente dalla tre quarti campo. Nello specifico, anche forse per cercare un pochettino di riaccendere e di mantenere viva la fiammella così della rabbia, gli sviluppi sulla sinistra, in particolare con Devetak e con Di Francesco e Di Mario, hanno un po' ricordato il gol di ieri di Viskeman da parte delle Rappersville, quindi così una piccola nota. Si continua a lavorare, insomma, il sì. percorso è questo, è segnato, ormai mancano pochi giorni alla fine del ritiro di Livigno, poi la preparazione continuerà a Manchester e dopo si andrà avanti fino alla Coppa Italia di Parma. Ecco, insomma, il percorso è lungo, ma prima ovviamente ci sarà l'amichevole contro il Monza in programma sabato. Infatti domani ultimo giorno di lavoro per il Palermo qui nello Splendido, ci tengo a sottolinearlo ogni volta che andiamo live perché è veramente bello, forse è la migliore struttura nella storia recente del Palermo in cui si è svolto un ritiro, non ce ne vogliono ovviamente le altre, però davvero bella la location, davvero bella la struttura qui all'Acqua Granda. E poi per l'appunto il trasferimento presumibilmente sabato mattina alla volta di Temu Ponte di Legno, anche lì si riaprono album dei ricordi perché 9 anni fa il Palermo, che allora se non erro era allenato da Beppe Iachini, iniziò la preparazione a Temu Ponte di Legno, dove si sta invece preparando la stagione 24-25 del Monza, che sarà l'ultima sfidante italiana a livello di amichevoli del Palermo prima del doppio test in Regno Unito, prima con l'Leicester e poi con l'Oxford. A proposito di amichevoli e di ritiri di lusso, c'è il nostro amico Diego che ci aggiorna sul risultato di Lazio Trapani, che come sapete noi seguiremo essendo la casa dello sport siciliano, risultato 2-1. Per la Lazio, presumo. Per la Lazio, assolutamente sì, però dire, ecco, onorevole, anche sì. perché è iniziata alle 6, ricordiamo poi al Triplice Fischio la cronaca sul nostro sito, potrete anche trovare le parole dei protagonisti in Casa Granata a partire da Mister Torrisi, quindi state con noi anche per questo, perché noi chiaramente in questi 12 più 2 che verranno 14 giorni saremo appresso al Palermo, però non perdiamo mai nulla di vista, lo abbiamo fatto, lo continueremo a fare anche nei prossimi giorni. Quindi... Assolutamente sì, la famiglia di Sportisili è grande,
grande, noi qui ci vedete soltanto in 3, però alle spalle abbiamo tanti collaboratori che ringraziamo per il lavoro che fanno quotidianamente. Assolutamente sì, quindi chiusa questa piccola digressione dal punto di vista di Lazio Trapani, che è il main event, possiamo dirlo, della giornata per quanto ci riguarda, senza girarci troppo intorno, inizierei con qualche messaggino, perché Diego Pipitone, prima di darci l'aggiornamento a mo' di diretta.it su Lazio Trapani, ci chiede novità dal mercato in uscita, perché ne abbiamo parlato, ne avete anzi parlato fino a questa mattina tu ed Anthony, cara Chiara, e ci sono sempre questi 3, 4, 5, 6 forse giocatori dei quali si intuisce, si prevede una partenza prima del 31 agosto, ricordiamo, giorno ultimo della sessione estiva di calciomercato. Però un dubbio è sorto, perché almeno a me è sorto un dubbio, in parte è stato cancellato da quello che è successo oggi in sala stampa, perché se il Palermo viene ancora accostato a centrali, come nel caso di Giorgini, ma anche altri giocatori, lo stesso Valentin Gomez, che è fondamentalmente un centrale, arriverà, se arriverà, tra 2 anni, perché è stato opzionato al Citigroup e lasciato in Argentina. Il futuro di Lucioni? Il futuro di Lucioni è un punto interrogativo, però per quanto ci riguarda al momento il difensore non è sul mercato, esatto. Lo dicevamo nella diretta di pranzo, e il fatto che abbiano mandato in conferenza stampa appunto quello che si pensava essere il leader della difesa lo scorso anno, poi gli infortuni purtroppo lo hanno messo un po' ai box, però ecco, dal punto di vista del carisma, dal punto di vista dello spogliatoio, la sensazione è che Fabio Lucioni sia a tutti gli effetti il capitano tra virgolette di questa squadra, anche complici quelle che sono le indiscrezioni di mercato di Brunori. Piuttosto la sensazione è che a uscire dal punto di vista della difesa sia qualcun altro. A pranzo facevamo il nome di Nenel Searu, che non è ancora tornato dalle ferie tra virgolette, sappiamo che in mete un po' più calde delle nostre, sì. Però ecco, è difficile fare dei nomi in tal senso, perché appunto è un giocatore nel Searu che il tecnico Dionisi non ha ancora valutato in presenza, esatto. E quindi la sensazione è che il tecnico voglia assolutamente dargli quantomeno un'occhiata prima di eventualmente lasciarlo partire. A proposito di difesa, c'è tra l'altro una novità, ovvero si è fermato in queste ore Graves, non sappiamo al solito quali siano le sue condizioni, però mettiamo a rapporto che il giocatore non si è allenato né stamane, è uscito dal campo anzitempo, né di pomeriggio non è apparso. Sì, tra l'altro Graves era uno di quelli che questa mattina era chiamato ai lavori un pochettino più intensi, perché il gruppo, come avete giustamente detto questa mattina, è stato diviso in 2 parti. Chi ha giocato titolare o comunque gran parte della partita di ieri contro il Rapperswil ha lavorato in palestra un po' per sciogliere le gambe, per togliere un po' di acido lattico, mentre chi ha giocato o dal secondo tempo comunque uno stralcio di partita, o chi non ha giocato affatto, come nel caso di Ranocchia e dei due nuovi Henry e Nicolau, sono scesi in campo per effettuare una seduta prima atletica e poi con un po' di palla, un po' di schemi, un po' di giocate negli spazi stretti. L'allenamento di Graves è durato una manciata di minuti, è uscito, ha imboccato la via degli spogliatoi e poi non è più rientrato, non si è visto neanche oggi, come giustamente detto tu. Per quanto riguarda il mercato in uscita, abbiamo parlato proprio di difesa, ora si parla anche di centrocampo, perché gente come Bro Damiani potrebbe prendere la via del mercato appunto per lasciare Palermo, questa volta probabilmente in via definitiva, perché se non erro sia Bro che Damiani hanno un solo anno di contratto, quindi è da valutare proprio una partenza soltanto a titolo definitivo. Non dimentichiamo però che in passato il City Football Group in ottica Palermo, soprattutto per giocatori provenienti dalla gestione precedente, ovvero sia quelli che hanno vinto i playoff di Serie C e compagnia cantante, spesso e volentieri hanno optato per quella che è stata la risoluzione del contratto prima della scadenza del contratto stesso, prima della chiusura del calciomercato estivo, in modo tale da consentire ai giocatori di poter trovare squadra anche a mercato chiuso come svincolati. Assolutamente sì, perché i contratti che sono stati stipulati dalla precedente proprietà, che poi diciamo c'è stato un continuum grazie al presidente Mirri, però sì, ecco, la direzione sportiva è cambiata,
rinnovata, quindi sono contratti da imputare a quelli che era il duo Castagnini-Sagramula. Insomma, sono contratti pesanti, contratti lunghi, anche a cifre piuttosto importanti, quindi il Citigroup si è ritrovato a far fronte con determinati accordi che, considerato la categoria in cui gioca adesso il Palermo, probabilmente non sono consoni per quanto riguarda appunto determinati giocatori. Lo sa Dionisi, lo sa il direttore sportivo De Santis, quindi si sta cercando di trovare le soluzioni migliori sia per il club che per il giocatore stesso, che ovviamente ha tutta l'intenzione di andare a giocare altrove. Del resto si è detto fin da principio, l'obiettivo è alzare l'asticella. Alzare l'asticella significa sia migliorare il risultato sul campo, che è comunque allestire una rosa che sia via via più competitiva, sia negli 11 di partenza, ammesso che nel calcio moderno si possa parlare di formazione tipo, sia nel caso specifico anche della cosiddetta second unit, ovvero sia la panchina o il prosieguo dell'organico. Quindi in questo senso vanno viste tutte le situazioni relative ai giocatori che abbiamo menzionato, qui aggiungere anche Fella, che con ogni probabilità andrà via a titolo definitivo, e Giacomo Corona, che invece potrebbe, posso dire con grande onestà, finalmente essere ingaggiato in prestito da una squadra pro, in un certo senso, dopo aver giocato in maniera brillante prima in primavera al Torino e poi in primavera all'Empoli. Assolutamente sì, il caso Corona lo chiamo così per convenzione. E non stiamo parlando di paparazzi. Assolutamente sì, lo chiamo così per convenzione. È un caso a tutti gli effetti che riguarda, secondo me, in modo ancora più ampio il calcio italiano, perché ecco, Corona sì è giovane, però non così tanto. Sì, diciamo che anche per lui sarebbe, visto che, e tra l'altro se non avete ancora visto l'intervista a Patrick Peda, ma anche se non avete sentito la conferenza stampa di Patrick Peda, perché quello è stato un punto che abbiamo voluto, tra virgolette, carpire, estrapolare da quella conferenza. Anche lì i giocatori, se sono giovani, se sono meno giovani, se sono bravi, giocano. Corona l'anno scorso è stato, se non erro, vice capocannoniere della Primavera 1, alle spalle tra l'altro di un altro siciliano come Russo, che è in forza al Sassuolo e sta già brillando nel ritiro precampionato del Sassuolo. Ecco, giocatori del genere meritano di essere valorizzati, o meritano comunque di avere uno spazio indipendentemente dall'età. Peda a 18 anni ha debuttato in Serie B, in una società che comunque era proveniente dalla Serie A, quindi non era una società emergente. Faccio dei nomi giusto per far capire il senso del mio discorso: non era la Feral Pisalò, non era la Carrarese, non era senza offesa per nessuno, il Cosenza. Era una squadra che veniva da 2 o 3 stagioni buone in Serie A, meno buona l'ultima perché era stata quella della retrocessione. Quindi è una società che ha creduto nei giovani, in questo caso su Peda. Il Palermo ha creduto su Peda, l'anno scorso l'ho lasciato a giocare seppur in Serie C, e adesso sarà elemento di rotazione, non sappiamo se titolare o riserva, ma sarà comunque un elemento che giocherà le sue 15, 20, 25 presenze titolare o a spezzoni. Questo deve essere il senso del credere in Corona, perché io faccio fatica a pensare che se il Sassuolo non dovesse credere in Flavio Russo, mi soffermo su di lui perché è pari ruolo, coetaneo, se il Sassuolo non dovesse credere in Flavio Russo come giocatore di rotazioni, faccio fatica a credere che nessuno si fionderà su di lui per averlo quantomeno un anno in prestito anche in Serie C. La sensazione è che sotto questo punto di vista il Palermo di mezzo, nel senso quello nuovo, fino a questi mesi sia stato carente proprio sulla coltivazione, passate il termine, dei giovani. Però ecco, la sensazione è che il Citigroup, scusate, sulla scia di quelli che sono i club della galassia, come appunto il Manchester City, voglia comunque compiere una vera e propria rivoluzione in tal senso, perché è consapevole del fatto che il parterre di giovani a corredo di una prima squadra sia fondamentale per porre le basi di un futuro roseo. In questo senso va vista la rivoluzione che è avvenuta anche proprio nel comparto tecnico del settore giovanile, perché ricordiamo, dopo praticamente in maniera conseguenziale all'addio di Leandro Rinaudo come direttore sportivo, si è consumato quello di Erion Bogdani come responsabile del settore giovanile, settore che è stato affidato alla direzione da parte di Francesco Farina, ex Crotone, persona che ha lavorato anche in un settore giovanile tra i più floridi non in Italia ma in Europa, come quello dell'Atalanta. Quindi sicuramente qualcuno che sa il fatto suo, qualcuno che sa come si lavora, ma comunque il settore giovanile ha portato delle belle novità. Un nome su tutti, quello più banale, quello di Pipitò, che non a caso ha tanto mercato ed è entrato anche nel team Adidas
come appunto uno dei giovani di maggior spicco, ecco. E a tal proposito lasciarlo andare sarebbe un crimine, grande errore. sarebbe un crimine, perché comunque si parla sempre del Palermo e i palermitani, si parla sempre di... talmente crimine, mi sta volando il cellulare alle mani. Dicevo, si parla sempre del Palermo dei palermitani, ci si rammarica che il Palermo vada a pescare sempre i giocatori all'estero, eccetera eccetera. Ne abbiamo, tra virgolette ce n'è uno che sta facendo tanto parlare di sé in giro per l'Italia, e non solo, teniamocelo stretto. Sull'affare Pipitò secondo me si capirà quanto il Palermo è già City Group e quanto ancora era ora. Esatto, hai usato proprio, hai detto proprio la frase giusta, perché il settore giovanile in casa City Group, nelle squadre del City Group, ha il suo valore. Basti dire un nome su tutti, che è quello di Phil Foden, che arriva dall'Academy e quest'anno è stato eletto miglior giocatore della Premier League dopo 5 anni di prima squadra. Guardiola ci ha creduto, lo ha lanciato, è stato anche uno dei punti fermi della nazionale, vice campione d'Europa qualche giorno fa in Germania nella finale contro la Spagna. Quindi questo è il senso di quando diciamo, ma non lo diciamo soltanto noi perché non ci vogliamo prendere paternità che non abbiamo, questo è il senso di dire attenzione ai giovani, perché i giovani comunque rappresentano il futuro e non è una banalità, è una realtà a tutti gli effetti. Assolutamente sì, andiamo a leggere qualche commento. Sergio ci chiede ancora del nome di Pierozzi e ne parliamo praticamente ogni giorno, però ecco, rimane un grande punto interrogativo. Posso, in questo caso faccio mio quello che era un tormentone di due colleghi, uno è qui e uno purtroppo non è più stato possibilitato a salire, che sono Mannino e Chifari con Lafferty. Anche lui forse è rimasto bloccato a Sacchitello, lo scopriremo con calma. Intanto salutiamo anche Chissà Marco. Quale autogrill c'è qui vicino dove potrebbero averlo guarda, credo, magari è bloccato, non lo so, a Tirano, a Colico, non lo so, vedremo, avrà trovato traffico. Del resto è il periodo dei grandi esodi verso le località di villeggiatura, però al netto degli scherzi, quel che risulta a noi è che la trattativa non è poi così chiusa come si è detto in questi giorni. Si parla di una distanza tra domanda e offerta. La Fiorentina vorrebbe 3 milioni, il Palermo, da quello che sappiamo, è fermo a 2,5. È vero che ci si incontra. La sensazione è che ci sia anche qualcosa di più, nel senso che appunto il problema di fondo, soprattutto nell'ottica City Group, non sono queste cifre, però esatto. Ecco, è chiaro che qualcosa sia andato storto nell'ambito della trattativa. Guarda, io la vedo in questa maniera. Io credo che Dionisi abbia dato degli ottimi input, guarda, la sto buttando proprio lì, abbia ottenuto degli ottimi input come rincalzo a destra di Diachite da Buttaro, e quindi credo che lui voglia puntare su un mancino piede forte sinistro, ruolo terzino sinistro. Pierozzi, se dovesse venire, o farebbe lui il terzino destro e quindi ci sarebbe un adattamento a sinistra, o lui stesso sarebbe sinistro e sarebbe anche lui adattato. Io credo che in questo momento il Palermo, esattamente sulla scia di Henry, di Gomis, stia cercando di lavorare col favore delle tenebre, quindi senza colpi a sensazione. Qualche giorno fa è uscito il nome di Mazzocchi, ma a quanto pare l'esterno ex salernitano dal Napoli si vuole giocare le sue carte in azzurro, e del resto con un allenatore come Antonio Conte sfido chiunque a lasciare anche una squadra che un anno fa esultava per la vittoria dello scudetto. Si parla anche di Ioannu, il nome nuovo è quello di Ioannu del Como, l'anno scorso ha vinto il campionato. Non sembrerebbe nelle grazie di Cesc Fabregas e di Mr. Roberts, perché il Como ha completato l'arrivo di Alberto Moreno, che è un terzino sinistro che ha decine di presenze anche nelle coppe europee, ex Liverpool, ex Villarreal, quindi da capire un pochettino quella che è la situazione. Intanto il buon Anthony Massaro da regia ci segnala che sta riguadagnando il campo dell'Acquagranda anche Simon Graves, il che ci fa presagire che forse qualcosina di palestra farà. Sì, la squadra ha lasciato il campo ormai da diversi minuti, come sapete le nostre dirette iniziano quando appunto sul campo non ci sono più tesserati per ordini dall'alto, però ecco, in questo caso una piccola eccezione, perché abbiamo visto appunto Simon Graves dirigersi in palestra. È da capire appunto che
che tipo di lavoro farà e quando potrà tornare a disposizione. Tra l'altro possiamo dire che oggi abbiamo ritardato la diretta di 2-3 minuti proprio per la questione con cui abbiamo aperto, ovvero sia mister Dionisi ed altri tesserati che stavano chiacchierando con alcuni tifosi presenti qui all'Acqua Granda, così, giusto per... anche in quel caso noi cerchiamo sempre di venire incontro a quelle che sono le richieste del club, perché comunque abbiamo naturalmente carta bianca praticamente su tutto, dal punto di vista anche proprio della gestione dei contenuti e l'informazione, però è chiaro che se ci viene richiesto di attendere il rientro negli spogliatoi di tutti gli effettivi, noi chiaramente non siamo nessuno per negarlo. Prendo spunto dal commento di Roberto Frenda perché la notizia del pomeriggio è il superamento della quota dei 5.000 abbonamenti. Ricordiamo che è ancora in corso la fase di prelazione per la conferma del vecchio posto, quindi del posto occupato nella stagione 23-24. A conti fatti gli abbonati lo scorso anno erano circa 11.000, quindi siamo praticamente al 50% dei posti confermati, il che non significa che diciamolo tra le righe, non significa che la campagna abbonamenti stia andando male, significa che per il momento solo 5.000 persone hanno confermato il loro posto, quindi significa che le altre 6.000 o attendono novità al calciomercato o vogliono cambiare posto. La sensazione è che comunque i tifosi non abbiano fretta, io d'altronde li capisco, perché comunque è vero che manca poco all'inizio del campionato e che comunque il calciomercato procede abbastanza con calma, però ecco, c'è un calendario che fa vedere che il Palermo esordirà in campionato il Barbera il 1° settembre, quindi ecco, di fretta ce n'è poca, molti tifosi probabilmente sono in vacanza al mare e quindi insomma per quanto riguarda chi voleva rinnovare il proprio posto c'è chi lo sta già facendo, chi invece vuole aspettare ancora un po' ha tutto il tempo, perché la campagna abbonamenti sarà lunga e quindi non sono cifre che ci allarmano, non sono cifre che nascondono malcontento, ma sono semplicemente figlie del contesto più in generale. Tra l'altro, a proposito di questa cosa che hai detto giustamente, c'è anche ipotizzata da noi poc'anzi quando ne parlavamo in zona stampa, per capirci, esiste l'eventualità che il Palermo possa decidere, anche per un eventuale numero non troppo esaltante di abbonamenti, e considerando anche che il Palermo praticamente starà un mese lontano dal Barbera dall'inizio della stagione ufficiale, è possibile che la campagna abbonamenti venga prolungata proprio per consentire anche alla gente di avere più tempo per sottoscrivere l'abbonamento, il che significa, ok, noi vorremmo, detto dal Palermo ovviamente, ipotizzato dal Palermo, noi vorremmo che vi abbonaste a priori e senza aspettare i botti di mercato, però se possiamo aspettare qualche giorno prima di chiudere la campagna la chiudiamo, d'altronde lo fanno tutti. Assolutamente sì, è uno scenario che mi sembra perfettamente plausibile e in questo senso il calendario, che è in salita sicuramente dal punto di vista sportivo, aiuta a dare un po' di margine in più alla società. Assolutamente, questo aiuta, almeno queste sono proiezioni che facciamo noi, però non crediamo di andare tanto lontano dalla realtà, visto e considerato che c'è tempo, non c'è fretta, siamo ancora al 18 luglio, tra l'altro domani data nefasta per la storia moderna, visto che domani ricade il 32esimo anniversario dalla strage di Via D'Amelio, quindi giusto per fare anche un po' di cronaca, sì, il tempo c'è, non manca. Assolutamente sì, noi saremo qui per darvi aggiornamenti su quelle che saranno le quote abbonamenti, sempre grazie al supporto dell'ufficio stampa del Palermo, e quindi non possiamo che invitarvi d'altronde ad abbonarvi, perché sappiamo quanto sia importante per una squadra avere il tifo al proprio fianco, anche se l'anno scorso un po' si è discusso anche di questo in merito al fatto del Barbera, fattore positivo, il fattore campo, il 12° uomo, insomma esatto. Ci sono state un bel po' di discussioni, la pressione. Brava, proprio la pressione era proprio il link che cercavo, perché ricorderete tutti, Dionisi è stato chiaro, a Palermo ma in tutte le altre piazze in cui si fa sport non esiste la pressione, esiste la passione. Lui stesso, tra l'altro, lui arriva da piazze in cui, senza offesa, ripeto per nessuno, non c'era sto gran seguito forse questa per lui è la prima vera grande esperienza dal punto di vista anche ambientale, perché Empoli, è chiaro che Empoli i numeri di un sold out del Barbera li fa in 6 partite probabilmente, Sassuolo forse ancora meno, nonostante uno stadio bellissimo come il Mapei Stadium, quindi lui stesso ha cercato, secondo me ha fatto anche bene, di veicolare
la gente dalla propria parte, lo ha fatto proprio facendo capire che non è colpa del tifoso che fischia o del tifoso che contesta o che fa il coro contro se il Palermo è arrivato sesto in campionato, sesto in regular season e non ha quasi mai tirato in porta i playoff contro il Venezia. Anzi, io penso che il Palermo sia riuscito a passare un turno playoff proprio perché c'era il sold out contro la Sampdoria. Questa è una mia idea, e credo che la gente, come lui dice, deve essere uno scambio reciproco. Noi cerchiamo dal pubblico sostegno per dare al pubblico soddisfazione sul campo, e questo deve essere, credo, il mantra, intanto per iniziare la stagione e poi per proseguire la stagione. Anche perché il pubblico di Palermo sicuramente non si è mai tirato indietro, ha sempre risposto presente, anche in trasferta, perché gli spalti, i settori ospiti praticamente in ogni gara sono sempre stati riempiti nei limiti del possibile, anzi a volte anche di più, con aperture extra eccetera eccetera. Anche qui a Livigno quotidianamente lo vediamo, ci sono tanti tifosi che vengono in vacanza a vedere il Palermo, da Milano, da Brescia, insomma da tutte le città del nord, qualcuno anche da Palermo, e quindi al tifoso veramente non si può dire niente. Nonostante sia, noi ce ne siamo resi conto, una vera traversata arrivare da qualsiasi aeroporto della Lombardia qui a Livigno, forse è l'unico piccolissimo neo, ma non hanno colpe i livignaschi di questa situazione. Volevo fare una piccola riflessione relativamente, anche per chiudere un po' la live, visto che siamo vicini alla canonica mezz'ora, perché io sono vecchio, io non riesco a reggere più di mezz'ora, tu ed Anthony che siete più giovani riuscite anche ad andare più avanti. Una riflessione che volevo fare riagganciandomi al discorso che è stato fatto stamattina su Insigne, perché io vedevo i tifosi particolarmente animati su Roberto Insigne, e leggevo in particolare un commento in cui si diceva che Insigne era il panchinaro di caso. Sta cosa non mi è andata giù, ti giuro, perché noi siamo stati testimoni oculari della stagione del Frosinone, perché eravamo in Serie B, ma anche qualora fosse, noi dobbiamo renderci conto, il calcio ormai è liquido. Chi entra dalla panchina è l'esempio palpabile, ce lo siamo fatto sfuggire, nel senso che è andato a giocare allo Spezia, del giocatore che esce dalla panchina e risolve le partite, l'entra e segna, come lo dice il bomber della panchina. Esatto, quindi da questo punto di vista, quando si dice Insigne è buono per la panchina oppure Di Mariano è buono per la panchina, ben vengano questi giocatori in panchina, perché vuol dire che comunque il salto in avanti si è fatto. L'obiettivo è comunque avere, come ha spesso detto Dionisi e anche De Santis, due pari ruolo all'altezza di giocare entrambi da titolari. Al momento Insigne, lo abbiamo ripetuto più volte, deve ancora dimostrare molto, come d'altronde Di Francesco, sono stati acquistati dal Palermo con grandi premesse, non hanno reso come previsto, e quindi l'appuntamento ovviamente è al campo. Eh sì, non ci resta che attendere proprio questo. Tra l'altro è lo stesso discorso che si fa quando si parla di Pierozzi. Se viene Pierozzi, allora Diachite va in panchina. Sni, perché comunque il campionato è lungo, ci sono tante partite, poi se tutto va bene il Palermo può anche avanzare in Coppa Italia, perché l'anno scorso il Palermo è uscito dalla Coppa Italia in circostanze particolari, ha beccato gol al 120° dal Cagliari, l'anno prima era reduce da una rivoluzione, in panchina c'era Stefano Di Benedetto contro il Torino, una squadra ancora da imbastire, c'era De Rose e Damiani come diga di centrocampo, insomma, cose eccezionali. Quest'anno io per esempio, ecco, prendo spunto da Sergio Cinà, che dice Henry come Belotti. Chi si ricorda l'anno della B in cui il Palermo vinse il campionato con Iachini, il Palermo aveva come attaccanti Dybala, Hernandez, Belotti, Lafferty. Ogni sabato Iachini, se non ogni sabato, un sabato no, Iachini cambiava la coppia d'attacco, si doveva solo scegliere chi giocava davanti a Vasquez e con Dybala. E Belotti entrava dalla panchina e risolveva le partite, entrava Lafferty e segnava delle bombacce clamorose su punizione, Hernandez quando non era in trattamenti per le ginocchia giocava e segnava. Quindi, ed era anche un periodo in cui ai tempi la B non si fermava per le nazionali, quindi a giro saltava Hernandez, Belotti andava in Under 21, quindi servono i rincalzi, al di là di quello che dice De Santis, perché del resto anche il Parma lo ha dimostrato spesso vincendo le partite alla fine, che i campionati si vincono arrivando bene al 100° minuto.
È tutto ancora in cantiere, scopriremo quale sarà la rosa definitiva del Palermo tra poco più di un mese, quindi non ci resta che aggiornarvi quotidianamente su quelle che sono le novità relative al calciomercato, ma in generale a tutto ciò che gira attorno al Palermo. E non soltanto al Palermo, visto che ancora c'è api che flirtano con le nostre scarpe. A parte questo, noi vi invitiamo ovviamente a guardare la intervista che abbiamo realizzato in esclusiva a Peda, la trovate sul nostro sito sportisiti.it, sul nostro canale YouTube Sportisiti TV, sui canali social con dei brevi estratti su Instagram, Facebook, TikTok e X. Ci vediamo ovviamente domani, appuntamento consueto alle 13 e alle 18:30. Ciao!